Pensiero del giorno, mercoledì 30 luglio. Prediligere i semplici e gli umili. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Luca, capitolo 1, versetto 48. Tutti i cuori conoscono Maria, che si è fatta strada come solo una madre sa fare. Ha pronunciato queste parole quando ha lodato Dio davanti a sua cugina Elisabetta nel Magnificat. Umiltà significa piccolezza. Perché Dio ha guardato a Maria? Per sceglierla tra tutte le ragazze del mondo e affidarle un compito incredibile: diventare la madre del Figlio di Dio. Ma anche se Maria ha avuto un tale destino, e anche se gli eletti di Dio sono pochi, tutti noi siamo, in un certo senso, guardati da Lui. Sì, Dio ha guardato anche te, ha pensato una storia magnifica per te e ha previsto un piano splendido per la tua vita. Potrai vivere questa storia, potrai realizzare questo progetto se farai la volontà di Dio ogni giorno, ogni momento, come Maria. In queste parole la Madonna non parla della sua umiltà, la vive. Non è logico presentarsi al Signore con totale apertura alla sua parola, con assoluta disponibilità alla sua volontà e con piena consapevolezza della propria piccolezza? Maria è così, e con questo atteggiamento collabora nel modo più efficace all'azione di Dio. Egli preferisce i semplici. Dove è andato a cercare i suoi apostoli? Dove è andato a cercare un Giovanni Bosco? Dove è andato a cercare una Bernadette o i bambini di Fatima? In un Dio così riposa la speranza dei credenti, e in particolare di coloro che si sentono schiacciati e impotenti nel mondo di oggi, dominato dal consumismo, dall'ingiustizia su larga scala e dai potenti. Diventate poveri in spirito, semplici e umili, perché Dio non sia lontano da voi. Dio ti guarda se sei come Maria. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita del dicembre 1979. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno.